Abbiamo avviato un progetto molto importante in continuità con quello dell'anno scorso insieme alla Regione del Veneto. Il cammino procede nel senso che a questi incontri bellunesi abbiamo registrato una presenza di amministratori locali, di funzionari pubblici, di agenti e comandanti della polizia locale, ai quali abbiamo cercato di trasferire innanzitutto una conoscenza più possibile e corretta aggiornata delle mafie e delle corruzioni e soprattutto, come stamattina, stiamo cercando di trasferire anche delle esperienze, delle buone pratiche concrete e amministrative, perché, come è scritto nella legge 48 del 2012 che rende possibile questo progetto, il Veneto non è certamente una terra di mafia, ma è una terra che interessa alle mafie. Noi, se si segue quotidianamente quello che succede nel Veneto, non possiamo dire di poter stare tranquilli. Certamente qui non risultano al momento radicate delle organizzazioni come è successo nella vicina Emilia-Romagna e in Lombardia, ma abbiamo delle presenze inquietanti. Pensate a tutta l'inchiesta di qualche settimana fa di San Donà di Piave, che testimonia anche un ruolo che giocano alcuni liberi professionisti veneti nell'essere uomini cerniera tra il mondo criminale e il mondo legale. Pensate alla scoperta di una società nel mercato ortofrutticolo di Padova legata all''ndrangheta, l'operazione Valpolicella a Verona, i prefetti di Treviso, di Verona e di Venezia che hanno emanato una serie di interdittive antimafia. Il Veneto è la 10ª regione per numero di beni confiscati in Italia, quindi queste sono tracce di un inserimento nel tessuto economico del Veneto, approfittando di due cose: da una parte della crisi appunto che alcune piccole e medie imprese, il famoso modello nord-est, sta registrando, ma dall'altra anche la possibilità di investire in certi settori. Pensate al settore del turismo, al settore dei trasporti, in particolar modo, che sono presenti nella nostra regione. E poi dobbiamo stare attenti a che non avvenga il collegamento con la politica, perché la strategia è questa: prima si arriva nel territorio attraverso l'economia, il secondo passo è quello di arrivare nella politica, quindi fare affari e ad avere anche la possibilità di entrare nelle stanze dei bottoni.